Fabrizio nel suo carnet, come si chiama? Book nella si sua chiama, book, no carnet. ecco. Carnet sono gli assegni, quello lì è il book, sì, vabbè, uguale, facciamo... È divertente Massimo, no? Secondo me Massimo pensa di aver fatto un salto intellettualmente indietro di qualche anno e non si rende conto dov'è, ma soprattutto si fa una domanda: cosa ci faccio io qui? È vero? E cosa devo dire? Per non essere, cosa devo fare per non essere coinvolti in tutto questo? Quindi Arrivati a questo punto, e sì, direi che arrivati visto che a questo punto. no, c'è il tasso alcolico alto, ma no, non aspetta, perché abbiamo prima bevuto. voglio fare i complimenti all'Aston Models e a Fabrizio a Stolfi, che ha scoperto e ha lanciato, perché è stato lui, appunto Alessandro Bivi, che oltre a essere Mister Italia so che comunque adesso verrà, si può dire castingizzato, cioè fa dei cast per fare dei... Suona male, Vabbè, però farà dei cast cast per poter anche diventare attore, eccetera, eccetera, perché è quello che, da quello che mi ricordo, vorrebbe fare lui. Bene, cosa stavi dicendo nella tua follia, La mia follia, visto etilica, che, alcolica? no, perché appunto non abbiamo bevuto niente, cioè io sto bevendo te, lì dentro c'è te, Sì. però evidentemente questo Friuli Doc ci ha portato questa... Sì. Che dici di annaffiare un po' tutto questo alcol con qualcosa di un po' più solido, qualcosa di solido? Annaffiare, di solito si dice di assorbire, non annaffiare, il Beh, verbo è senti, leggermente allora, strano. Oggi siamo andati in Andrea, tempo dille completo. qualcosa, ma dille qualcosa Andrea. Ha ragione. Ha ragione, ma cosa ha ragione? Grazie, Ha meno ragione. male. Cioè tu dici che visto che... Chiudiamola qua. Come? Chiudiamola qua. Chiudiamola qua. Allora, arrivederci, ci vediamo domenica prossima, basta. Mangiamoci su qualcosa, via. 3 quarti d'ora d'anticipo Ma- e tutti al Friuli Doc. Cioè, lei dice giustamente, probabilmente c'è questa aria alcol etilica ad Udine. Abbiamo bisogno di far fondo. Di assorbire. E quindi, cosa vuoi che mangiamo i pasticcini, Gemma? No, Gemma è al telefono, dobbiamo mangiare i pasticcini. Cosa dobbiamo fare per assorbire? Scusami, ero al telefono perché ho risposto a un inviato, però Chi è? dopo lo assorbiamo perché... Sul fatto che dobbiamo assorbire, Sì, forse. sì, perché tu porti sempre i pasticcini che sono buonissimi, Sì. ma io li mangerei più tardi, adesso voglio dire qualcosa di salato. Vorresti pizza? Sì, Vuoi- secondo La me... pizza? Vogliamo la pizza? Vuole la pizza. Valentina, tu la pizza? Ti piace? Molto. La sai fare? Sì, abbastanza. La sa fare? Non c'è, peccato non c'è più papà. Vedi che sono ragazze d'altri tempi queste, Alice, tu a sanno parte anche l'uncinetto sai cucinare. anche cucinare bene? No, più che altro io abito in una casa in campagna, quindi ho l'orto, Che bello! le verdurine. E la pizza ti piace o no? Sì, sì. La sai anche fare? Boh, diciamo di sì perché faccio il pane in casa comunque, siamo molto Quella- tradizionali. Allora scusate, se non è da sposare... Delle chicche Se non è da oggi, sposare veramente. questa ragazza, ne parliamo dopo. Allora, io sono andato, la settimana scorsa ero ad Alzano Decimo e adesso me ne vado, che adesso faccio finta di essere qua, Grazie a me Dio. ne vado e vado a Fiume Veneto, dagli amici del Buon Gustaio, che ci insegnano come si fa un'altra pizza, questa volta non bianca come domenica scorsa, ma questa pizza molto particolare e molto buona. Me ne vado a Fiume Veneto, ci vediamo dopo. Allora, questa domenica noi siamo venuti nella sede centrale del Buon Gustaio perché lui, che in realtà è lui il capo, non Alberto di domenica scorsa, che è Edo. Siete soci? Sì, soci, è giusto dirlo perché insomma anche mio figlio E casualmente padre figlio. Padre Cioè, figlio. siete principalmente soci e casualmente padre figlio. casualmente padre e figlio che comunque collaboriamo con il nostro personale a mandare avanti queste attività che sono favolose. Ecco, salutiamo anche Jessica che è là dietro. Ciao Jessica. Tanto abbiamo fatto delle riprese a Zano, ti facciamo vedere anche in questo filmato. Sì. Anche perché mi hai promesso fuori prima che una domenica vieni a trovarci. No, questo non la taglio. Invece lui è il pizzaiolo. Si chiama come me poi, Giovanni, solo che io le pizze non le so fare, lui sì. Lui sì, se lavora al Buon Gustaio è ovvio. Edo poi è il master chef del Buon Gustaio perché qua, proprio nella sede centrale, buonasera, nella sede centrale a Fiume Veneto si organizzano, si cucinano i vari banchetti, finger food, Sì. catering. Adesso prossimamente tramite Telepordenone come ogni anno faremo anche la promozione per Natale, l'ultimo dell'anno. e Capodanno, esatto. Capodanno, quindi abbiamo l'assicurazione insomma che la TV ci sopporta per Ci farci supporta, altro che siete voi che sopportate noi, non il contrario. ci supporta per questa occasione, per pubblicizzare appunto i nostri piatti che ogni anno abbiamo avuto un gran successo perché
Perché sai cucinare bene, parliamoci chiaro. A prescindere da quello, insomma, modestamente il lavoro se va avanti perché bisogna anche saperlo fare. Esatto, bene. Allora la pizza, allora questa qua non è la pizza del mese, perché siamo qua? Perché settimana scorsa c'era la pizza del mese che tanti ci hanno detto sì bella ma non aveva il pomodoro. Perché? Perché in tutte le pizzerie esistono anche le pizze bianche, giustamente perché chi non ama il pomodoro. Comunque, a gentile richiesta del pubblico dell'altra domenica, Bravissimo. faremo una pizza rossa Sì. con pomodoro, mozzarella, olive taggiasche denocciolate e a fine cottura metteremo della soppressa con ciuffi di stracchino. Di Strachino. Salutiamo l'amico che intanto ci saluta e esce dal Buon Gustaio, ricordiamo, a Fiume Veneto. Allora adesso con Giovanni andiamo a vedere come si prepara questa pizza, va bene? Pronti dunque a preparare la pizza. Come vedete sull'impasto bisogna mettere solamente un cucchiaione di pomodoro di alta qualità, non troppo acquoso. Poi, come stiamo vedendo, buonissima mozzarella e, per quanto riguarda questa pizza, le olive taggiasche denocciolate. Questo è l'inizio della preparazione. Poi tutto in forno per qualche minuto e vediamo come finisce questa bellissima pizza. La pizza si chiama Tris, proprio alla ragione del fatto che ci sono le olive taggiasche denocciolate, che è un tris di olive taggiasche, poi soppressa, che andiamo a mettere su. Eccoci, vediamo direttamente il maestro che Ecco qua, la soppressina. e poi il tocco finale. E poi ci mettiamo dei giuffetti di stracchino per finire. E mettiamo anche uno qua. Perfetto, questa dunque è la pizza Tris. Allora questa era la pizza qua dal Buon Gustaio di Fiume Veneto. Non so perché, Giovanni, lui vuole sfruttare qualcuno in studio. Perché? Non ci sono motivi particolari perché io saluto volentieri la gente che lavora, in questo caso Eleonore e lo staff dello studio dell'altra domenica e ringrazio GP per le riprese al Buon Gustaio, il nostro amico pizzaiolo Giovanni e un saluto da Edo e vi aspettiamo alla prossima occasione che sarà a Sastino nella nuova sede dove verrà presentata una nuova pizza che piacerà sicuramente a tutti E quanti. questa pizza Tris, ricordiamo che la potete trovare a partire da lunedì con i nuovi listini. Con i nuovi listini. Alzano Decimo, Fiume Veneto e Sastino di Livenza al Buon Gustaio. Al Buon Gustaio, grazie a tutti. Perché poi tu sei veramente un buon gustaio. Perché scegliere un pizzaiolo col nome Giovanni, guarda, hai fatto un affare, ma hai fatto un affare. Grazie a tutti e grazie agli amici del Buon Gustaio. Ciao, ciao, ciao. Ai, 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 ai. Brutte notizie in rientro, bellissimo questo servizio. Io vedete, mi sono anche già cambiato quando sono rientrato. Prego. Sì, no, voglio dire, Edo, io ho pensato, caro Edo, che carino, si è ricordato dello staff dell'altra Che non domenica. serviva, voglio dire. No, no, sono serviva, pagati, Edo, ma sono a pagati Edo- perché bisogna No, ringraziarli. no, scusa, e la pizza? Cioè, grazie. La pizza l'ho mangiata io, Grazie, devo dire che è molto buona. Noi, scusa, cioè, Vabbè, allora settimana prossima chiedo a Edo se magari Oh, mi fa cos- un paio di pizze giganti e le portiamo qua. bene, così mi E piace. chiediamo a Gennaro, che salutiamo di In Outlet, se Il oltre frigo? a portarci il frigo ci porta anche il forno per scaldare la pizza. Che non Certo, sarebbe e una la cattiva macchinetta idea. del caffè, È dai. la poi- macchina del caffè. E poi apriamo Poi la tavola vi calda. attivate per domenica per la pizza. Vero Calmi il Gemma? vantaggio sul Palermo. Guarda Antonello, io ci sto provando con Enrico da un po', ma non provando nel senso di provando. Lui ha detto che sa fare la pizza, è dell'anno Massimo, scorso dille che dice qualcosa. Ma insomma che qualcuno porti la pizza. che qualcuno la porti Dai, perché allora. se un po' di È salame inizio ci sta anche stagione. bene. Non è male, siamo Non solo è alla male, seconda puntata. esatto. Brutte notizie